Sono il professor Torrini, docente di architettura tecnica ad ingegneria edile e architettura. Sono innanzitutto la sostenibilità ambientale, perché il legno dobbiamo pensare che ha la proprietà di immagazzinare la CO2 in modo molto elevato, e a questo poi si lega anche il concetto di reversibilità, cioè la possibilità di poter riutilizzare poi l'edificio in legno e andare a ricollocarlo poi in altri contesti e riutilizzarlo ancora, mentre per un edificio in calcestruzzo quanto costi andare poi a discarica con questi elementi. L'altro vantaggio che si può evidenziare è la velocità, perché un edificio in legno può essere edificato, la parte strutturale, anche solo in pochi giorni, 3-4 giorni. Un edificio multipiano in 1 settimana, 2 settimane può vedere il completamento delle opere strutturali. In regime invernale sicuramente abbiamo un comfort molto elevato come tipo di prodotto. Svantaggi, rimanendo nel termo igrometico: il regime estivo è un po' sofferente, va molto valutato, perché abbiamo delle masse termiche piuttosto ridotte, quindi non si riesce a gestire così efficacemente, ovvero lo si fa, ma bisogna utilizzare degli escamotage specialistici, usare isolanti piuttosto massivi, proteggere magari le pareti dall'insolazione diretta, quindi vantaggi e svantaggi che il progettista e anche il produttore e il costruttore devono valutare per avere una scelta che sia ovviamente oculata.